Nell'ambito delle manifestazioni per ricordare la venuta del Santo Padre ad Agrigento si è svolto ieri sera presso il Teatro Pirandello una conversazione dal tema a 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, come è mutata la mafia, quale sentiero ha percorso la Chiesa, sul tema il saluto del sindaco di Agrigento Miccichè, moderato dal vaticanista giornalista di Mediaset Fabio Marchese Aragona. Si sono confrontati Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Caterina Chinnici, magistrato e deputato al Parlamento Europeo, Antonio Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESI. Ha concluso i lavori Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Un messaggio importante, uno scossone alle coscienze di tutti, questo appello alla conversione. Cos'è cambiato? Una sensibilità più matura riguardo al fenomeno mafioso, certamente. Se ne parla. Si ha una consapevolezza che oltre l'azione criminale, che certamente è facile da vedere e da cui prendere le distanze, c'è anche una sorta di atteggiamento, di mentalità mafiosa che è più difficile da vedere e quindi a volte se ne è vicini, a volte addirittura io direi così serenamente, contaminati. Questo fino a una decina di anni fa era ancora un equivoco che direi in forza di studi ma anche di divulgazioni è stato abbondantemente chiarito, lo dirò questa sera, e cioè per esempio nei pizzini, nei diari di Provenzano dove lui consulta la Bibbia o nelle pratiche, poi quelle concrete di cui per esempio ci hanno parlato i vari magistrati, quando uccidevano ad uno salivano a Santa Rosalia a ringraziarla perché era andata bene, diciamo così, dal loro punto di vista. Il tentativo dell'impianto mafioso è quello di costruirsi un Dio a propria immagine e somiglianza, da dominare, da imporre, sul quale avere potere. Per questa ragione di fatto si scontra con il Dio che propone la Chiesa, per così dire, perché il Dio che propone la Chiesa non è un Dio che lo propone la Chiesa, è un Dio che si è fatto carne, è venuto Gesù Cristo, ma ha dato alla Chiesa i criteri per riconoscere un vero discepolato da una falsa religiosità. Per cui mai e poi mai i mafiosi intendono sottoporsi al giudizio della Chiesa. La mafia è cambiata radicalmente, non solo dopo l'ammonimento della Valle dei Templi, ma in coincidenza con le stragi e con la repressione dello Stato dopo le stragi e la rivolta delle società civili dopo le stragi. Il biennio 92-93 è il punto di svolta della mafia. Quel discorso di Agrigento del Papa ebbe come reazione le bombe al Laterano e al Velabro a Roma, in qualche modo anche la morte di padre Puglisi natura in questo contesto, e noi abbiamo, lo dirò più tardi, abbiamo traccia di un'intercettazione di 12 anni dopo in cui un importante mafioso palermitano, assistendo in televisione alle esequie per la morte di Papa Giovanni Paolo II, diceva non gli perdonava ancora quella che egli definiva nel nostro dialetto una sbrasata, cioè la sparata, dice lui, a danno di tutti i siciliani. Mi pare un fatto significativo, cioè 12 anni dopo quei fatti, davanti al cadavere del Papa che vedeva in televisione, ancora ricordava quelle parole che evidentemente avevano colpito non solo i cattolici, non solo i comuni cittadini, ma proprio i mafiosi in quanto tali. Ma io direi che in questi 30 anni è cambiato molto, ma non si può ancora abbassare la guardia. È cambiato molto in termini di reazione delle istituzioni, dello Stato, ci sono stati dei risultati importanti ovviamente nella lotta alla mafia, ci sono delle leggi che oggi sono modello a livello europeo, sono tutti temi su cui io lavoro. Però non bisogna abbassare la guardia, bisogna lavorare soprattutto rivolgendosi ai più giovani. Si dice insegnare la legalità fin dalla scuola, io vado in tutte le scuole, dall'asilo alle università, proprio questo,
per questo, per portare testimonianza concreta dell'impegno per affermare la legalità, rivolgendomi soprattutto ai ragazzi. Il cambiamento delle coscienze deve partire da loro. Mio padre aveva una grande fiducia nei giovani ed è su di loro che dobbiamo investire per cambiare veramente le cose, per cambiare veramente la cultura, per cambiare la realtà di questa terra bellissima che merita di essere amata e merita che si superino queste oppressioni che vengono purtroppo dalla mafia.